Ok, è qua la matrice. Bisogna trovare una scatola per le matrici. Che mai avrebbe, no? Non rischediamo così tanto. Ha dei bambini, quindi è una cosa... Presa te? No. Grazie. Tu l'hai solo presa in mano per vederla. I primi sono qua, grandissimi. Sì, avete solo una bottiglia per brindare. E lasciamo la concentrazione a Mohamed. Ok? Toccavo. Il vecchio record era di 150, il nuovo Guinness World Record è di 181. 181. Consegniamo la nuova medaglia a Mohamed Rashid dal Pakistan, nuovo record 181 noci rotte con la testa. Ho iniziato dal nulla e poi ho finito a essere al massimo completo tatuato. Quanti anni avevi col primo tatuaggio? 56 anni dopo la pensione. Signori, non è mai troppo tardi. Prima il signore ha lavorato, si è guadagnato la pensione e poi si è dipinto il corpo, si è decorato. Facciamogli un grande applauso! E voilà! Grazie, bene signori, allora proseguiamo dopo Angelo Piovano, l'uomo più anziano al mondo completamente tatuato, con un altro dei miei artisti molto particolare. Signori, l'uomo che non teme il dolore, Abraxas. Piano, mi raccomando, CJ, non tremi. Bravissima CJ, tenga forte, tenga chiuso. E si metterà in sospensione. Signori, Abraxas. Abraxas farà la giostra. Un bel applauso. La giostra, signori. Buonasera a tutti. Io sono Liano Traboi. Io sono Alleno. Voi chi siete? Voi chi siete? Da dove nate? Dove andate? Quando tornate? Quando si arriva? Quando si decolla? Ma che ora sono? Che ora sono? Giorgio Vanni, va bene? Go! Il nuovo Guinness World Record, the new Guinness World Record, è 210 noci. 210. New Guinness World Record holder. Signore e signori, la voce dei cartoni animati per eccellenza, Giorgio Vanni! What is your destiny? Io so che tu lo sai, Dragon Ball, ma tornerai e già lo sai che il buio vincerà. Sulle mani Dragon Ball, sulle mani per Dragon Ball. In, do, go!
We'll be loving you till we're 17. And baby, my heart could still fall as hard at 23. Facciamoci sto brindisi. Scusami Mirko, grazie. Vai. prendo la parola. Ok, sì, ufficialmente dobbiamo sospendere e annullare il tentativo di record perché il tempo non è stato dalla nostra parte. Siete più della metà, ok, che occorreva per raggiungere questo record. Poche centinaia di persone mancano, cioè, non è che ne mancano chissà cosa, poche centinaia. Mancava poco, però la pioggia non è andata in nostro favore. E direi una cosa però, perché combacia una situazione. Con il vino o il succo che si può tranquillamente brindare al record che Gemona ha acquisito ieri con il profiterol più grande del mondo, per cui con estremo piacere io vi invito a brindare a quello, ok?